Bentrovati, buongiorno, buonasera, buona giornata. Intanto oggi è una giornata interessante perché i numeri continuano a essere insomma, sotto controllo e cominciamo a sentire un'aria nuova di un po' di entusiasmo che voglio trasferire anche a voi, siete a casa. Ricordo sempre, perché faccio questa trasmissione, continuerò a farla soltanto per il periodo dell'emergenza in cui per costrizioni giustamente sanitarie le persone sono a casa, e per fare un po' così di aggiornamento su quello che succede in città e un po' raccontare le situazioni. Poi chiaramente insomma questa trasmissione non ha più senso di esistere, perché quando saremo tutti quanti che invece ricominceremo la nostra vita gradualmente, insomma magari riusciremo a comunicarci anche in maniera diversa. Oggi abbiamo un nostro graditissimo ospite, il direttore dell'ASL 3 Serenissima, dottor Giuseppe Dalben, che faremo entrare poi in studio nel momento in cui insomma, ci racconterà un po' la situazione specifica del veneziano, del Comune di Venezia, e poi insomma tutta una serie di altre diciamo, informazioni che sono veramente molto utili. Lo ringraziamo già per questa sua partecipazione e anche per tutto insomma, il lavoro di collaborazione che almeno per quanto mi riguarda mi è servito tantissimo, e l'aiuto costante sempre di aggiornamento che ovviamente il direttore, ma la regione col presidente Zaia ha voluto costruire col Comune di Venezia, perché un grazie sentito a lui, ma di fatto al presidente. Allora diamo l'aggiornamento della polizia locale, per cui le ispezioni che abbiamo fatto ieri abbiamo controllato 424 persone. Siamo arrivati a un totale di controllo abbiamo controllato 7.812 persone, ieri sono state sanzionate 25 persone, totale 372, di cui 60 denunciate penalmente. Ieri sono state denunciate anche, è stata denunciata una persona per altri reati. Sì, il nervosismo l'ho detto, bisogna cercare di contenerlo, lo dico a tutti, cerchiamo di trasferire il più tranquillità possibile, cerchiamo di non cadere nelle provocazioni. Mi rendo conto che sia difficile perché c'è il problema del lavoro, adesso comincerà a farsi sentire. La gestione di una città come Venezia, duramente colpita perché duramente e fortemente esposta nella filiera turistica, sappiamo tutti, lo continuo a dire, che la filiera turistica non ripartirà immediatamente, non per volontà di nessuno, non per incapacità di nessuno, ma perché evidentemente mancano proprio i turisti. Stiamo cercando di dare le disposizioni, e per fortuna poi questo buon rapporto appunto che abbiamo con le unità sanitarie, per capire quali saranno le disposizioni, magari allineandoci un po' il più possibile anche con le altre spiagge, per spiegare, una volta saputo quale sarà la data della possibilità di rientrare insomma, nella vita normale, applicando quelle regole e anche cercando di magari spiegare con chiarezza come si possono vivere le spiagge, come si può muoversi, purtroppo sapendo che i mezzi pubblici sono molto scarsi perché non siamo in grado di fare meglio. C'è un problema del droplet, come sapete, che è la distanza tra le persone negli autobus o nei battelli, vuol dire che il mezzo porterà meno persone e per cui di conseguenza ci potranno essere sicuramente, ci saranno dei disagi, e per cui invito, come ho già fatto più volte, le persone a utilizzare i mezzi propri per quanto è possibile, la bicicletta, il motorino, l'automobile, e anche su questo stiamo predisponendo con la CTV, per quello che è possibile, degli ulteriori spazi per poter parcheggiare l'automobile per andare a Venezia, e di questo spiegheremo man mano, giorno per giorno daremo tutte le modifiche, però sempre in completa collaborazione con la prefettura e con l'ASL, con la regione. Vogliamo lavorare assieme, perché in questo meccanismo cerchiamo di non creare confusione, insomma, ecco, almeno questo è il tentativo che cerchiamo di fare. Le attività che abbiamo controllato ieri, attività esercizi commerciali, per capire se funzionava, sono state 46, siamo arrivati a controllare 923 esercizi per vedere se tutto funzionava come le norme ci sono state imposte. Ieri abbiamo commisurato sanzioni è stato sanzionato un titolare, un'azienda, siamo arrivati a 5 sanzionate amministrativamente e 5 penalmente. E poi sempre ieri abbiamo chiuso un'attività, siamo arrivati a chiuderne 4 in totale da quando abbiamo cominciato l'emergenza. Questi i dati di ieri. Adesso c'è questa cosa soltanto che sottolineo,
una pizzeria, siamo dovuti chiudere una pizzeria a Santa Croce perché stava consegnando le pizze da asporto ai clienti. Sapete che è vietato, non si può. La pizzeria può portare il cibo a casa, ma non si può fornire il cibo. Poi un'altra persona invece l'abbiamo denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Ripeto a tutti, manteniamo l'assoluta calma. Sappiamo che, ahimè, nei parchi che abbiamo chiuso qualche volta ci sono delle persone che se ne strafregano perché spacciano droga o cose del genere, si stanno approfittando del fatto che noi dobbiamo tutelare e controllare tutta la città. È chiaro che gli sciacalli e avvoltoi in questi periodi ci sono. Va bene, ci sarà il momento e il luogo. Abbiamo visto di riorganizzare in qualche modo anche per controllare ancora lì. È chiaro che il territorio è vastissimo, le forze dell'ordine sono molto sotto stress, sono stressate perché il lavoro da fare in questo momento è tantissimo. Chiediamo di portare pazienza, ci rendiamo conto che è più difficile insomma, il controllo, però insomma, comunque cerchiamo di farlo. E adesso farei sentire un'intervista al presidente dell'ANCI di ieri, De Caro, che è andata in onda su Radio 1, che di fatto, ecco il presidente dell'ANCI qui in fotografia come lo vedete, che è, di fatto dice quello che ho detto io più volte, insomma, cioè fa una serie di richieste a nome dell'ANCI che sono quelle dei comuni, aspettiamo un provvedimento dal governo sugli enti locali, fino adesso non è arrivato nulla. Il Presidente l'altro giorno, la settimana scorsa, ha rotto le trattative, adesso stanno ricominciando, si sta cercando di capire, però è un problema di risorse, per quelle risorse che va al comune, vanno ai cittadini, proprio per lenire, almeno tentare di lenire i gravissimi danni che questa crisi, soprattutto, ripeto, una città come Venezia. Sentiamo il Presidente Antonio De Caro. Antonio De Caro, che è sindaco di Bari, ma anche presidente dell'ANCI, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E allora, De Caro, tutti i comuni in questo momento stanno, piangendo perché i bilanci in questo momento sono davvero in rosso. Voi avete lanciato un appello, 5 miliardi subito oppure saremo costretti a interrompere i servizi? Basteranno 5 miliardi? Dai calcoli che abbiamo fatto dovrebbero bastare, ovviamente sono delle stime, i comuni sono come delle aziende, hanno delle entrate e delle uscite, le nostre uscite sono le risorse che utilizziamo per pagare i servizi, anche in questo momento di emergenza e di blocco del paese comunque noi assicuriamo il servizio di trasporto pubblico, i servizi sociali, che la domanda di servizi sociali è esplosa in questi giorni con persone in quarantena che non possono uscire di casa, hanno bisogno di qualcuno che vada per conto loro a fare la spesa, vada dal medico, vada in farmacia a prendere i medicinali, e il servizio di raccolta dei rifiuti e di smaltimento, che è un servizio importante. Provate a pensare che cosa può succedere nel nostro paese se i comuni non pagano le aziende dei rifiuti, ci ritroviamo con i rifiuti per strada. Ci manca solo quello. Un'emergenza sanitaria ad un'emergenza. Che faranno i comuni? Alzeranno ulteriore. Tutti i latari? Non lo possiamo, come facciamo ad aumentare la Tari in un momento in cui abbiamo avuto un problema di emergenza e la gente non sta lavorando, le aziende sono state chiuse? Noi perderemo, stiamo cercando di ridurre il più possibile le spese fino all'osso, però abbiamo bisogno delle entrate. Le entrate dei comuni sono i trasferimenti dello Stato che abbiamo già ottenuto e la cosiddetta capacità fiscale. La Tari, l'IMU, l'occupazione solo pubblico, la pubblicità, ovviamente sono tasse che sono in molti casi sono saltate e in molti casi non vogliamo farle pagare saltate noi. Nel senso prorogate? Per ora le abbiamo soltanto spostate, ma sono saltate nel senso che l'occupazione di suolo pubblico, che normalmente viene fatta per le manifestazioni in città, per sponsorizzare un evento, per sponsorizzare, non lo so, un ipermercato, ovviamente quelle occupazioni solo pubblico non ci sono più. La tassa sulla pubblicità non la paga più nessuno perché non si fa più pubblicità, a parte i supermercati, chi sta pubblicizzando la propria azienda? È ovvio che non, la crisi non le strutture ricettive, non le strutture, le sale ricevimenti, che prima facevano molta pubblicità. I sindaci che cosa chiedono? Quali punti fermi chiedono? Insomma, lei è il presidente dell'ANCI, quindi li sentirà e capirà quali sono le loro tendenze. Noi chiediamo un atteggiamento omogeneo, magari non unico, perché ovviamente i territori sono diversi, ci sono zone dove ci sono più contagi, zone dove ci sono meno contagi, però Dario Nardella ha contato il numero delle ordinanze l'altro giorno, se non ricordo male, delle regioni, sono 397. Noi sindaci abbiamo
dato dimostrazione di grande senso di responsabilità. All'inizio dell'emergenza sanitaria siamo andati al governo e abbiamo detto: guardate, noi abbiamo il potere di ordinanza sulla sanità, l'articolo 50 del testo unico degli enti locali, cediamo questo potere al governo perché abbiamo bisogno di un'unica cabina di regia, di un unico decisore supportato dall'autorità sanitaria nazionale. Noi ci adegueremo. Se le regioni continuano ad andare in ordine sparso, soprattutto nella fase di ripresa, rischiamo anche non solo di dare messaggi sbagliati ai cittadini, ma rischiamo di vanificare tutti gli sforzi che abbiamo fatto fino ad oggi. Se ci deve essere una ripresa, se servono le mascherine, diamo le mascherine a tutti i cittadini. Se devono aprire solo alcune filiere produttive, apriamo solo quelle filiere produttive, altrimenti andiamo in ordine sparso, creiamo nuovamente l'emergenza sanitaria che piano piano stiamo superando e contemporaneamente diamo messaggi diversi. Allora, sulle richieste evidentemente sono quelle che noi diciamo. Noi a Venezia siamo particolarmente, ulteriormente penalizzati perché la nostra città è turistica. E per cui gli spazi pubblici, per esempio, sono quelle che usano anche i bar e i ristoranti per accogliere nei tavolini i turisti. È chiaro, non essendoci turisti, come fai a chiedere i soldi a plateacci che probabilmente resteranno chiusi? Per cui insomma noi abbiamo una particolarità su questo. Il trasporto pubblico nel periodo del coronavirus è stato bloccato un po' dappertutto, la gente era a casa. Adesso quando si riaprirà, normalmente negli altri spazi comunque probabilmente i trasporti ricominceranno. Una città come la nostra questi trasporti non potranno cominciare perché evidentemente quei turisti che pagavano la tariffa perché non ci viene finanziata. Quindi noi stiamo presentando degli elenchi proprio per far vedere in maniera trasparente che non riusciamo a sostenere neanche lontanamente i volumi di servizio di trasporto pubblico che facevamo precedentemente. Allora, finché l'altra volta, cioè fino agli anni scorsi, ci riuscivamo a pagare perché pagavano i turisti, non avevamo problemi a chiedere solidarietà agli altri, per cui ci arrangiavamo. Adesso non siamo in grado, quindi dobbiamo tagliare, cioè pensate, abbiamo di fatto un finanziato di 360.000 ore con la CTV, quando invece ne erogavamo 540.000. Ecco, in questo momento siamo a 300 e qualcosa, 1000 ore. È chiaro che su questo bisognerà che intervenga un ragionamento collettivo, statale e regionale. Sul discorso del coordinamento noi siamo d'accordo, anche se in questa fase poi penso che i sindaci è giusto che riprendano la possibilità di fare ordinanze specifiche dei propri territori. Noi non abbiamo questo problema delle difficoltà o delle differenze perché con la Regione Veneto penso che abbiamo avuto un atteggiamento, non solo a Venezia ma tutti i sindaci della Regione, ma molto collaborativo e assolutamente ligio nel rispetto delle norme che la nostra Regione ha fatto, in molti casi appunto addirittura più restrittive delle cose nazionali, e noi siamo stati assolutamente sul pezzo su questo perché i risultati si sono visti anche rispetto ad altri luoghi. Adesso dobbiamo ricominciare, anche qui stiamo dialogando tra di noi per capire perché abbiamo delle specificità, che non vuol dire, noi abbiamo, a differenza di altre regioni, De Caro è sindaco di Bari, noi abbiamo conosciuto effettivamente la faccia, quella truce in prima linea. È chiaro che qualcuno deve capire a livello nazionale che questi costi giganteschi per la macchina che abbiamo messo in moto per difendere le persone, la salute delle persone, da qualche parte poi alla fine devono essere ritornate. Non può essere una cosa semplicemente uguale per tutti, perché uguale non è per motivi del virus, non per altri motivi. Perché su questo io credo che noi continueremo ad appoggiare le scelte della Regione e credo che è giusto che nelle singole città, nei singoli territori vengano date anche precise disposizioni, che i sindaci riprendano in mano il controllo del territorio proprio per dare quella maggiore vicinanza al territorio. Noi abbiamo turisti internazionali, stranieri, che è diverso da altri tipi di pubblico. È chiaro che loro non torneranno, non torneranno subito, perché questa lunghezza è quella che evidentemente ci angoscia, pensando a tutti i lavoratori che sono a casa, perché quelle persone vanno protette con delle casse in deroga che devono almeno essere finanziate per un anno per tutta la filiera turistica, per cui le guide turistiche, i trasportatori e appunto i piloti del CTV che sono in cassa integrazione vanno finanziate queste cose, oltre chiaramente direttamente ai dipendenti degli alberghi, ristoranti, perché questo è quello che ci consentirà di tenere la macchina viva, perché non c'è dubbio che poi magari in maniera diversa ma le attività le riprenderemo, per cui l'azione di fiducia c'è tutta, ma dobbiamo però avere consapevolezza che questo è un patrimonio non soltanto nostro, che noi difendiamo, ma è un patrimonio nazionale di tutta Italia. Perché è chiaro che abbiamo versato
molto gettito negli anni scorsi nelle casse dello Stato, adesso ci attendiamo per un po' di tempo, non per tanto, per un po' di mesi, un aiuto contingente specifico. Vado avanti, allora faccio vedere un video sulla consegna di buoni spese ai volontari, che così possiamo ringraziare. Dovesse essere qualcosa che non vi torna, per cui 30 casi in tutto il comune, ecco questo. Dopo ci dividiamo 54 buoni. Uno è 158 e uno 154. Perfetto. Allora questo dato lo scriviamo nella ricerca. Problemi ci chiamate? Va bene. No, lì da segnare. I casi che non ci sono, se voi altri del buono, ore 27 direttamente consegnano. Mascherina, guantina doppia mascherina, doppio guantino, nome, cognome, nominale. Grazie. Sì, abbiamo, è solo per tenervi aggiornati, abbiamo già la settimana scorsa distribuito 1000 buoni alle famiglie che ci avevano chiesto. Ho detto, abbiamo fatto una piattaforma trasparente sulla rete, su Dime, per cui è tutto quanto tracciato e molto velocemente siamo arrivati, come pensavamo noi, a persone che mai avrebbero immaginato di aver avuto bisogno 4 mesi fa, ma è un momento temporaneo, per cui voglio ringraziare tutti questi volontari, veramente centinaia di ragazzi, di giovani, delle associazioni che poi avremo anche modo di ringraziare pubblicamente, insomma, che si sono veramente dati con grande generosità e adesso proprio in queste ore hanno iniziato, direi che sono già a metà dell'opera, di altri 2200 nuclei per la distribuzione di altri buoni, per cui direi che nell'arco di, penso, qualche giorno ormai, massimo lunedì, dovremo aver finito di distribuire anche gli altri 2200. E stiamo facendo le ulteriori procedure di verifica di altri 1000 buoni per verificare, perché incrociamo direttamente i dati con la nostra anagrafe, perché la legge prevede che siano residenti, ma poi c'è una serie di altre situazioni che andiamo a controllare. Insomma, grazie a tutti quelli che si stanno dimostrando collaborativi e assolutamente disponibili, un grande lavoro incredibile che la città sta facendo. Ecco, vedete i buoni che stiamo consegnando e vorrei su questo ricordare dal sito Dime, che potete trovare, quali sono i 115 esercizi commerciali che si sono convenzionati col Comune e dove chi ha ricevuto il buono può andare a spendere i buoni spesa. Deve andare sul sito Dime, trova appunto la slide dove c'è scritto il bottone dove c'è scritto esercizi commerciali che accettano buoni spesa Covid-19 e poi c'è tutto l'elenco, si schiaccia lì e troverete 115 esercizi, tra cui anche 12 farmacie, per dare così una dimensione ce ne sono 41 Venezia, Murano e a Burano, 40 a Mestre e Carpenedo, 10 a Marghera, 9 a Lido Pelestrina, 8 a Chirignago, 7 a Favaro. Però se vedete l'elenco andate su quello più vicino a casa, insomma lì verranno accettati. Tutti gli esercizi che vogliono convenzionarsi ancora col Comune vanno sempre sul sito Dime, c'è la convenzione da scaricare, la firmano e non c'è nessun problema. A quel punto, quando i buoni che loro ritirano a fine mese, noi li facciamo il bonifico, insomma, ovviamente del corrispettivo. È chiaro che non è un guadagno per il commerciante, è un servizio sociale che però è veramente molto utile in questo momento perché ci sono persone in difficoltà, insomma, se anche devono andarsi a cercare il posto, insomma. Però direi che i numeri sono incoraggianti. Adesso qua io chiuderei con un video sulla consegna di altri 500 pacchi, abbiamo fatto dei pacchi, abbiamo comprato derrate alimentari, li abbiamo fatte confezionare in pacchi più comodi da trasportare perché noi abbiamo il problema anche delle barche, del sistema, cioè è molto particolare e abbiamo già iniziato la scorsa settimana a consegnare, adesso ne stiamo consegnando altri 500 pacchi e così insomma vi faccio vedere il video di questa consegna.
Ecco, cambiando argomento, una cosa veramente importante, di questo appena avremo possibilità nei tavoli giusti, io ho già avanzata più volte, ma insomma c'è questa petizione che Alessandro Vidal ha raccolto, insomma sono veramente tante firme, centinaia e centinaia di persone che hanno firmato, perché in sostanza c'è un divieto di pesca sportiva dalla barca. Allora, la pesca sportiva è un conto se vai ai laghetti, che sono quelli a pagamento, eccetera, sarebbe appunto raccolta di persone, insomma non si può fare, c'è scritto chiaramente nel caso di andare in barca invece in laguna, nel caso che stiamo anche distribuendo buoni alimentari, questi in barca ci vanno anche a procurarsi da mangiare, sarebbero anche un peso minore per la collettività. Tra l'altro c'è poi una seconda lettera, e per cui in sostanza chiedono che si possa, dicono, sindaco, l'hanno scritto a me, l'ha scritto al presidente Zaia, all'assessori, eccetera, insomma, stanno scrivendo a tutti, dicono non è possibile che le barche a Venezia non si possono usare. Allora, detto che si sta un po' ragionando su come cambiare, io do una risposta loro tecnica, perché se no non si capisce. È il provvedimento del governo che impedisce questo, non è né il sindaco né la regione che lo vogliono, anche perché siamo assolutamente convinti che si possa ragionare su questo, perché il provvedimento, io mi sono anche tirato fuori il testo perché volevo fosse chiaro, è proprio un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dice, articolo 1, è quello il provvedimento del 10 aprile, per capire, cioè al punto F, cioè l'articolo 1 al punto F scrivono: non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. È consentito svolgere individualmente attività motorie in prossimità alla propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni persona. Vabbè, ma questa roba qua è diversa da andare in barca, cioè nel senso, andare in barca per certi versi potrebbe assomigliare ad andare in macchina dalle parti nostre, anche perché chi ci va è il nucleo familiare, dove probabilmente potremmo anche obbligarli, cioè uno va in barca o da solo o col proprio nucleo familiare convivente, in maniera tale che non c'è nessun problema di contagio, perché con la barca non sei vicino a niente. Questa cosa qua, fra l'altro, sta creando dei grossi problemi anche al settore della nautica, perché io adesso cercherò di spiegare anche alle autorità, al governo soprattutto questa cosa, perché secondo me non hanno chiaro. Tra l'altro in Laguna di Venezia non stiamo parlando di gente che va in giro per il mare, stiamo parlando di persone che usano la barca anche per spostamenti. Cosa dice? Qua abbiamo un'altra lettera accurata di Assonautica che dice: guardate, noi possiamo per la legge aprire i nostri stabilimenti per fare il rimessaggio delle barche, per sistemare, perché voi sapete le barche hanno bisogno di manutenzioni, di sistemazioni, e poi vanno messe, va fatto l'allagio in acqua. Ma il problema è che dice: se non lasciate liberi gli armatori sono insomma i piccoli proprietari, parliamo di barche veramente di uso familiare, se non li lasciate liberi di muovervi, questi, possiamo lavorare nei cantieri, ma nessuno ci chiede di rimettere le barche in acqua. Allora, questa questione sta creando un grosso problema a tutta la nostra filiera, la filiera nautica. Rispondo alla Sonautica: abbiamo colto, abbiamo capito, io personalmente sono d'accordo, devo dire che questo è proprio cozza con un divieto di legge. Adesso io lo dico anche pubblicamente perché cerchiamo di trovare una soluzione, ecco, non sono né io né Zaia che ha impedito questo, noi abbiamo potere di rafforzamento delle misure nazionali ma non di alleggerimento, è una questione tecnica, non c'è nessuna polemica, però lo stiamo dicendo da più tempo al governo: guardate, ci sono delle specialità a Venezia ci sono delle specialità, a Venezia si vive in barca, ecco, per cui vi prego, vi supplico di capire questa cosa. Abbiamo fatto le lettere, abbiamo mandato, eccetera, ragazzi, vi do ragione pubblicamente, ma purtroppo per adesso non si può fare, il dato oggettivo è questo, quindi va detto questo, non ci dovete convincere perché abbiamo molto chiara la situazione. Mi auguro che ci sia un provvedimento di alleggerimento nei prossimi giorni, ecco, io posso dire solo che mi auguro, ma sono pronto a tenere informato tutti di quello che si può fare. Oggi non si può fare, non si può utilizzare la barca per questo tipo di utilizzi. Adesso direi di far vedere le pulizie che abbiamo fatto oggi. Anche questo è un video importante perché vogliamo ringraziare le persone che puliscono e disinfestano tutta la città costantemente, tutta vuol dire nelle isole, il centro storico, nella terraferma, tutto a costo del comune, ma lo facciamo con grande passione e voglio ringraziare queste persone e anche tranquillizzare i cittadini che costantemente continuiamo a farlo. Sono costi importanti, speriamo che qualcuno un po' poi capirà.
Nel frattempo che c'è il video facciamo entrare il direttore della Giuseppe Ben, che così con lui facciamo una chiacchierata e informiamo i cittadini. Beh, allora buongiorno, buonasera al nostro direttore Giuseppe Dal Ben, direttore dell'AS 3. Grazie di essere qua Giuseppe. Grazie Sindaco, grazie dell'invito. No, è un piacere veramente, ti ringrazio molto per il lavoro che state facendo. Allora, il direttore dell'AS ha delle responsabilità molto più importanti in questa fase di quelle che può avere chiunque altro, anche perché veramente fa tremare le vene ai polsi pensare che periodo abbia sostenuto, ed è riuscito comunque a fare riunioni con i sindaci di tutto il territorio, a tenere aggiornato le persone. Adesso è venuto qua con una serie di slide, di grafici, insomma, per raccontarci un po', però alla fine la verità e il motivo dell'invito è essere informati, ovviamente, che è la cosa più bella, ma direi che l'informazione non è certo mancata, per cui assolutamente, anzi è un punto di merito che ha tutta la regione. Su questo è stata un punto di vanto per tutta la regione aver sempre comunicato in trasparenza. Ma la cosa che i cittadini non sanno è il grande rapporto di lealtà, di collaborazione e l'assistenza che l'AS ha sempre fatto a questa amministrazione, a questa città, e va riconosciuto. Ovviamente noi parliamo della nostra ASL, quella che prende tutto il comune di Venezia in questo momento. E ecco, io direttore, dopo parliamo di tutta la situazione eccetera, no? Ma così per stemperare, anche perché io faccio la trasmissione per tanta gente è a casa, sono stanchi, allora cerco di tenerli, allora li raccontiamo un po', e ovviamente sappiamo che nel momento possiamo fare anche i realisti, e a quel punto magari ci amareggiamo, però è anche bene ricordare, insomma, che tanti risultati si sono ottenuti per la pazienza di queste persone, per cui insomma li ringraziamo, e allora il tempo che stiamo dedicando è anche per loro che sono a casa, e in qualche caso con grandi preoccupazioni per il futuro economico di quello che succede. E io volevo iniziare con te la chiacchierata, invece che parlare appunto di dati medici o comunque di salute, volevo farti vedere questa storia di questo bambino che mi ha colpito e mi è incredibile. Personalmente mi ha dato tanta carica, e credo che la darà anche a te, e penso che poi la darà a tutti i medici o i loro familiari che ci guardano a casa, medici, infermieri, OSS, insomma, il personale sanitario in generale, perché poi è tutta una macchina, anche le forze dell'ordine, è tutta una grande famiglia, ormai si può dire che è diventata, ognuno sta facendo il suo. Ecco, io direi, facciamo vedere il filmato, e il bambino si chiama, aspetta che diciamo il nome, il bambino si chiama Federico Donofrio,
è un bambino che è il futuro della nostra città. Stiamo partendo adesso dal nostro comando per andare a consegnare a Federico il pallone che gli ha promesso il sindaco a nome della città in cambio della bellissima letterina della donazione che ha fatto. Ciao Federico, sono Luigi, il tuo sindaco. Io vi apro questa busta e c'è una lettera e ci sono dei soldini, sono 23 euro. Mi hai scritto una lettera bellissima, hai fatto un gesto straordinario, volevo ringraziarti, sei un bambino veramente speciale. Ho deciso di inviare a lei questa lettera e i miei soldini. Spero possano aiutare i dottori. Buona Pasqua, Federico Donofrio. E comunque veramente ti ringrazio di cuore perché hai fatto un gesto bellissimo che mi ha dato tanta felicità. Grazie. Ringrazio ovviamente il Federico per questo gesto, questo racconto e soprattutto la mamma. Io guardi, sappia che un gesto del genere me lo ricorderò per tutta la vita, perché è una roba del genere, ma volevo dirle, guardi, sia proprio orgogliosa perché è una cosa, non ci sono parole. Una roba del genere mi dà una carica che non posso spiegarle. Come no? Puoi anche fare 2 palleggi per lui che... Penso che questo lo conserverà gelosamente. Vero? Grazie sindaco. Ecco, allora per completare l'opera e perché Federico sia tranquillo che è stato fatto, se possiamo allargare il campo sui soldini, che non volevo mai, è bene che il bambino e Federico veda che i soldini sono stati consegnati. Ecco, guarda Federico, questi qua sono, vediamo se riuscite a concentrarvi, questi sono i 23 euro, vediamo se riesco a farli vedere. Ecco, adesso fanno un favore di camera, ecco, vedi Federico, 10, 15 e 20, 23 e questi sono i 3 euro, sono 23 euro che io consegno al direttore, se allarghi un attimo, al direttore Giuseppe Dalben, eccoli qua, che li darà ai medici e agli infermieri, festeggeranno questo gesto in ospedale sicuramente e si ricorderanno di te. E poi io manterrò la promessa, quando comincerà il campionato ti farò firmare il pallone da tutti i giocatori, per cui questa, io la lettera me la tengo chiaramente, perché questa me la metto in cornice da qualche parte. Tutto qua, direttore. Cosa Bene, dire? ma io non posso che cominciare questa chiacchierata, sindaco, con ringraziare lei, ma attraverso di lei anche tutti i sindaci del nostro territorio, con i quali da quando è cominciata questa avventura nell'ambito appunto dell'epidemia da coronavirus, con i quali i sindaci appunto ci troviamo ogni sera a fare il punto della situazione. Un impegno condiviso che ci vede appunto uniti assieme a combattere questa grave situazione. Ma non posso che continuare a ringraziare Federico per questa bellissima donazione. Federico, non so, io non lo conosco, ma posso dire e pensare che sia un po' l'esempio della città di Venezia, che ha, come dire, sta sopportando, ma anche sta supportando, se posso dire, noi istituzioni nel percorso che stiamo facendo all'interno di questa epidemia che, appunto, dicevo, è iniziata per noi il 21 di febbraio, la notte tra il 21 e il 22 di febbraio, con la positività di una persona in quel di dolo. E da lì è cominciato appunto un percorso che ci vede costantemente impegnati all'interno appunto delle nostre strutture. Non sappiamo tanto di questa epidemia perché ogni giorno viene sottolineato qualche aspetto nuovo di questo virus, viene evidenziato qualche protocollo nuovo, in realtà è che sappiamo molto poco e l'unico vero mezzo per difenderci siamo noi. E quindi Federico, con questo esempio di attenzione personale, perché avete visto indossava la mascherina, indossava i guanti e con l'esempio anche di donare, di fare questa donazione, dà proprio l'idea di come le persone si dovrebbero appunto e si pongono di fronte a questa situazione. Ma è giusto questo ragionamento, perché mi fa piacere, perché è proprio umile come ragionamento, condivido molto, cioè che non si sappia è già una cosa di alto livello dire così, cioè anch'io sono convinto e la storia proprio della scienza, l'analisi, il futuro ci diranno, per cui
quello che abbiamo fatto giusto, quello che abbiamo fatto sbagliato, tutto quello che vuoi. Però la cosa che ci ha insegnato, almeno personalmente mi ha insegnato, è che con la collaborazione, col gioco di squadra, magari abbiamo giocato una partita che potevamo giocare meglio, sai, col senno del poi siamo tutti quanti allenatori e numeri uno. Però secondo me abbiamo imparato che possiamo collaborare. Il Veneto ha dimostrato ancora una volta che questa struttura capillare che arriva fino alla persona più semplice, eccetera. Adesso, ripeto, non è finita, perché noi cominceremo un'altra battaglia qui in città di Venezia, proprio sarà pesantissima, perché la questione è la perdita del lavoro. Però dico, abbiamo affrontato questo, che per qualche misura è stato per molti ancora oggi lo è, un'attualità, la paura di morire, che è una cosa che spesso non abbiamo contemplato, perché al di là adesso di quanto fosse grave o meno, questo sono il tempo che ci dirà, ragione, benissimo, però abbiamo potuto sperimentare chi è classe dirigente, che c'è un'organizzazione, che c'è anche un riconoscimento di ruoli. Ecco, e questo credo a me personalmente è servito molto, insomma, sono riuscito a obbedire, insomma, che normalmente io sarei più sull'anarcoide, insomma. No, ma penso che giustamente, insomma, no, va sottolineato questo gioco di squadra, a cominciare dalla Regione del Veneto con il suo presidente presente praticamente 24 ore su 24 su questo tema, appunto i comuni, le aziende sanitarie, le forze dell'ordine, la protezione civile, i prefetti, cioè un grande gioco di squadra da parte delle istituzioni che ci ha permesso appunto di portare avanti, ripeto, questo percorso nei confronti del virus in maniera, direi, veramente buona, insomma, ecco, non possiamo dire ottimale, perché ci può sempre fare del meglio, voglio dire, ecco. No, però ci abbiamo messo il cuore, voglio dire. Ci abbiamo messo il cuore, e soprattutto, secondo me, anche l'idea di essere, cioè quello che resterà di positivo, perché è chiaro che contabilizzeremo, ripeto, un sacco di danni, di costi, eccetera. Però dico, quello che possiamo cominciare a ragionare su questo è, e dobbiamo non perdere di vista questo tipo di atteggiamento, anche dico nei prossimi mesi, parlo per noi, perché purtroppo qui a Venezia pagheremo uno scotto pesante per molto tempo, quindi speriamo che anche sulla regione, sullo Stato poi si riesca a capire. Però la cosa che volevo dire è che rapidamente ci siamo organizzati su una cosa che addirittura non era neanche nei nostri, ma nessuno può prevedere una pandemia mondiale, no? Allora dico, se riusciamo a essere così flessibili, così immediati, effettivamente la velocità è stata uno dei segreti, la velocità e la coesione di questo gruppo, anche cioè, accettando e avendo fiducia uno dell'altro, no? Questa fiducia io penso che sia la cosa che ci dovrebbe restare più forte, perché è quello che fa forte le nostre imprese, fa forte le nostre famiglie, la nostra collettività. Insomma, lo dico in maniera un po' emozionata, ma ci credo veramente. Siamo più fratelli, siamo più amici, ecco. Sì. No, ma condivido, no, questa modalità di porsi nei confronti di una epidemia, sicuramente ci lascerà un segno importante, che è proprio questo, no? Assieme si può fare tanta strada, da soli magari si va più veloce, ma non si vince la battaglia, insomma, no? Come si suol dire spesso. Quindi bene questo gioco di squadra. Adesso diamo qualche informazione. Allora, il direttore è venuto con qualche dato, ve l'ascoltiamo volentieri. Aspetta che ne mettiamo a posto il microfono di questo è bello della diretta nostra. Eccolo là. Eccolo qua. Allora abbiamo questo primo grafico, non so se si vede anche qua. Sì, penso che adesso è questo qua quello che va in onda. Paolo? È questo quello che va in onda. Ok, perfetto. Sì. Ecco, allora da questo grafico cosa si vede? Si vede qual è la situazione dall'inizio appunto dell'epidemia nella provincia di Venezia. Abbiamo delle linee, vedete, alcune salgono, alcune, quelle più in basso, scendono. Allora, la linea più in alto dà il numero delle persone che hanno avuto il contatto con il virus dall'inizio dell'epidemia, quindi dal 21 di febbraio. Sono 2096. Di queste 2096 sono le persone della provincia di Venezia. Nella nostra azienda sanitaria le persone che hanno avuto contatto con il virus sono 1543. Sono linee che salgono perché man mano assommano i casi che si sviluppano giorno per giorno. Se però voi fate una differenza tra un giorno e l'altro vi accorgete che si sale sempre meno. E difatti la curva, quella rossa tratteggiata, sta andando, e noi speriamo che cominci anche proprio a dare un'idea di discesa.
no? Sta andando verso un plateau, insomma, ecco, questo è quello che si suol dire in termine tecnico. È salito anche, ma si sta stabilizzando, il numero delle persone in isolamento nella nostra realtà, 1040. Vedete, i ricoveri sono via via saliti, hanno raggiunto il picco attorno al 20 di marzo, attualmente siamo a 193 persone ricoverate nei nostri reparti. E poi un dato molto importante, molto interessante, è quello delle persone in terapia intensiva, che è l'ultima linea viola. Attualmente sono 26. Ecco, voi pensate, l'avete sentito sicuramente dalle televisioni, come il numero dei ricoverati e il numero delle persone in terapia intensiva sono i dati più importanti da tenere sott'occhio, perché ci danno l'idea appunto di quanto tengono le strutture sanitarie. Allora, noi abbiamo messo in campo veramente un dispiegamento di forze importante. Pensate solo al fatto che abbiamo dedicato l'ospedale di Dolo per 200 posti letto solo al coronavirus e siamo passati dai 50 posti letto di terapia intensiva della nostra azienda a 101. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che abbiamo raddoppiato i posti letto di terapia intensiva preparandoci appunto alla remota per noi possibilità che ci fosse veramente, tutto sommato ci sta andando abbastanza bene, ma non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, voglio dire, no? Certo. Cioè abbiamo tenuto sotto controllo il numero dei ricoverati e il numero soprattutto delle persone in terapia intensiva grazie al lavoro enorme fatto dai nostri medici, dai nostri infermieri, dai nostri operatori sociosanitari, grazie ai protocolli che abbiamo via via sviluppato per curare le persone e abbiamo potuto quindi limitare la presenza delle persone nelle terapie intensive, che sono quando si arriva lì, insomma, qualche preoccupazione sicuramente c'è, non da poco. E quindi un percorso, direi, Sindaco, importante da questo punto di vista, dal punto di vista organizzativo, gestionale, che ha dato i suoi frutti, perché abbiamo cercato soprattutto di curare le persone a casa, cioè di tenere il più possibile le persone a casa. Allora, dicevamo prima i dati a livello appunto provinciale dal 21 di febbraio. In questo schema invece si vede la situazione attuale. Vedete che dal 21 di febbraio in Veneto avevamo 15.374 soggetti positivi, attualmente siamo a 10.000. In provincia ne avevamo 2.096, adesso siamo a 1.524. Nella nostra azienda da 1.546 siamo passati a 759. Nel Comune di Venezia da 643 positivi in totale, attualmente però ci sono 296 persone positive. Quindi questi dati ci danno l'idea anche dell'andamento in calo dei nostri casi positivi. E difatti poi voi ci avete dato anche appunto la settimana scorsa anche i nomi e questo vi ringraziamo perché abbiamo potuto assisterli meglio, perché noi avevamo già iniziato ad assistere quelli che ci chiamavano, sì, perché alcuni sono riusciti, sì, con le reti familiari a organizzarsi il cibo, i rifiuti. Ricordo a tutti, lo so che lo sapete, ma insomma chi è in quarantena deve mettere i rifiuti non indifferenziata ma nei sacchetti di indifferenziata, poi un sacchetto dentro un altro e poi qualcuno, non loro, deve portarlo nel cassonetto della indifferenziata e mette dentro tutto, plastica, vetro, tutto quello che è su un unico sacchetto, poi dentro un altro sacchetto. Ecco, quelli che non possono proprio muoversi perché sono anche positivi, va la Croce Verde proprio a ritirarli, a dare una mano, insomma, e su questo avete un numero che è lo 041 041, che è il numero di pronto intervento nostro per assistere chi ha bisogno, perché chiaramente non chiamate se ce la fate, ma insomma voglio ringraziare sia la nostra protezione civile che anche tutti i volontari che ci danno una mano, e poi abbiamo fatto l'accordo con la Croce Verde perché i quarantenati, perché lì la protezione civile nostra da sola non può andare, vanno loro. Abbiamo fatto anche un incontro, un accordo con la Croce Rossa per un'assistenza psicologica, perché quella deve essere professionale e devono essere abituati, sono quelle consulenze che si danno dopo i terremoti, perché ci sono delle persone che sono trovate da sole, chiuse e con l'angoscia del lavoro, e lì non vogliamo, ecco, c'è il numero che facciamo vedere, 893 66 11, è un accordo che abbiamo fatto con la Croce Rossa, voglio ringraziarli, è un servizio psicosociale della Croce Rossa italiana, sono specializzati per questi.
o le persone direttamente interessate o qualche loro amico o familiare che vede persone rabbuiarsi, intristirsi particolarmente gravi, ecco, segnalate questa cosa che in qualche modo vediamo di farlo entrare in contatto con questo servizio. È veramente molto utile perché il crollo verticale della condizione economica, vedere una situazione, cominciare a entrare in una qualche non devo certo dire a lei direttore, ma lo racconto alle persone, dico questo sappiate che, siccome io l'ho visto nel 2008 quando c'è stata la crisi, questa è peggio sotto il profilo psicologico, però dico a tutti guardate che la situazione ricomincerà, parlo di Venezia. Sta storia dei turisti non è una cosetta, perché mentre le fabbriche, che giustamente stanno scalpitando, piano piano si ricomincia, eccetera, avranno un danno enorme, eccetera, però la filiera piano piano si rimetterà in moto in tempi, io credo ragionevolmente brevi. Sono fiducioso, ma credo di non sbagliare, anche il mondo stesso, insomma. Il problema del turismo non è che c'è qualche incompetenza da parte di qualcuno, c'è che proprio il turista non c'è. Venezia in particolare, in centro storico, ha un problema triplo, perché sono tutti turisti internazionali, americani, russi, e certi voli sono stati bloccati fino a ottobre, per cui cioè, il tema oggi è che chi veniva chiamato a fare la stagione turistica, parliamo di gondolieri, di sostituti, di tassisti, di guide, di padroncini di ogni genere, partite IVA, poi c'è tutta una filiera di ulteriore di contatti, il vetro stesso che veniva venduto nei negozi, tutte le botteghe di Venezia hanno un pubblico internazionale, anche le boutique, e di conseguenza i dipendenti di quelle boutique. Tanti venivano assunti per la stagione specificatamente. E poi, finita la stagione, riuscivano a utilizzare il sostegno di disoccupazione e in qualche modo si erano creati un loro equilibrio di vita. Adesso non verranno chiamati molti nella stagione, lo sanno, gli stessi titolari di piccoli negozietti, loro stessi hanno avuto dal governo fino adesso 600 euro, speriamo che venga confermata una misura un po' maggiore, speriamo, perché insomma anche per gli altri mesi, ma non solo per i 2-3 mesi, le 13 settimane di coronavirus. Noi stiamo chiedendo una protezione di almeno un anno, perché è chiaro che quelle persone sono a reddito zero da situazioni di tranquillità, cioè diventa problematico. Ecco perché credo che la collaborazione e anche la comprensione di questo specifico fenomeno, che è solo a Venezia, certo. Ecco, per cui solo questo, allora raccontiamo ai cittadini, guarda che ci rendiamo conto, e chi sta soffrendo questo non si deve sentire umiliato, non ha nessuna colpa in questo senso, dobbiamo tutti darci una mano, non dobbiamo lasciare indietro nessuno. Lo faremo con i nostri mezzi, con quello che possiamo, speriamo che il governo capisca la specificità di questa filiera e soprattutto di questo tipo di turismo. Siamo tutti in ansia adesso per sentire se riusciamo a ripartire con la mostra del cinema, certo. Sono cose che danno un segnale, ieri certo. Dopo facciamo vedere, abbiamo illuminato il ponte di Rialto, ecco là, per dare un segnale, abbiamo avuto complimenti da tutto il mondo, poi vi facciamo vedere, per cui possiamo essere un messaggio di speranza alla fine, perché abbiamo pagato e stiamo pagando duramente, le persone stanno pagando duramente. L'importante è non cadere nella trappola dell'abbandono, della preoccupazione, cioè, ecco, sappiate, ci ricorderemo di tutti, faremo anche le celebrazioni di quelli che non hanno avuto i funerali, cioè ci ricordiamo, sappiamo, solo che oggi dobbiamo parlare a quei bambini che ci danno i loro risparmi per pensare al futuro, dobbiamo essere degni di quei bambini. Certo. E questa è classe dirigente. Certo, certo. Ma andiamo avanti con i numeri che forse... Sì. Un altro dato che possiamo illustrare e magari commentare assieme è quello dei tamponi. No? Si sente spesso parlare di tampone come fosse, e qua vorrei proprio sottolinearlo, non è la terapia per il virus. Il tampone cos'è? Una fotografia in quel momento di quella persona che ci sta ad indicare se quella persona in quel momento ha il virus. Dobbiamo essere coscienti però che dopo un giorno, dopo 2 giorni la situazione può cambiare. È come fare, in sostanza, mi permetta Sindaco, una fotografia ad una persona che corre, ma noi non sappiamo se quella persona dopo 10 metri cade, se arriva al traguardo, se arriva primo, se arriva secondo. Questo è il significato del tampone. Comunque è sicuramente stata la misura più importante che abbiamo messo in campo. Ne abbiamo fatti 26.631. I positivi sono un po' meno del 10%, come si vede, mentre chiaramente la grossa parte sono appunto i negativi. Ne stiamo elaborando altri 500 circa. Abbiamo sviluppato in questi giorni, soprattutto in questi ultimi giorni, tutta la nostra tecnologia per appunto l'esame di questi tamponi e siamo arrivati a poterne refertare ogni giorno circa 2000. Abbiamo avuto il problema all'inizio della mancanza di reagenti, cioè il tema che avete sentito più volte, è un tema veramente
a volte non ci si rende conto, ma Determinante. quando è partita l'epidemia in tutto il mondo è successo il disastro, non si trovavano le mascherine, non si trovavano le protezioni individuali, non si trovavano appunto i reagenti nel laboratorio per poter processare appunto i tamponi. Adesso la situazione si sta, come dire, pian pianino assestando e quindi insomma speriamo si possa veramente continuare in questa nostra possibilità di esaminare via via più persone. Abbiamo sviluppato assieme appunto a voi un programma appunto di tamponi nel nostro territorio. Prima abbiamo analizzato gli operatori sanitari, poi siamo andati nelle case di riposo, dai medici di medicina generale, dai farmacisti e continueremo in questi giorni con altre categorie. Parlo della protezione civile, parlo delle forze dell'ordine, parlo degli operatori sanitari sociali di assistenza domiciliare, esamineremo anche quelli, proprio perché è importante pian pianino renderci conto di come sta girando il virus lì, nella nostra direttore, zona. dico, all'inizio è stato da morire perché poi la paura c'è per tutti, no? Poi ti pensi anche porti il virus a casa e così, Sì. ma far lavorare, cioè noi siamo riusciti a tenerci tutto il personale, quello che avevamo, che facciamo assistenza di cura per gli anziani, no? A casa, ed è stato un momento, sono stati momenti veramente duri perché poi c'erano tutte alcune forze che innescavano meccanismi di state a casa, di paure varie, e se non c'era persone che avessero avuto insomma anche una sicurezza che eravamo dentro un sistema, che stavamo facendo le cose, noi siamo andati a prenderci le mascherine sotto gli aerei perché non ce le portassero via e le abbiamo prese dalla Cina con amici nostri, abbiamo comprato tutto, cioè, e credo che sempre mai facendo una rivalsa a nessuno, ma semplicemente facendo il nostro. E ho visto che abbiamo dei dati anche buoni sulle Sì. se hai visto Sì. le nostre. Cioè. No, tutto sommato direi bene, però non dobbiamo abbassare la guardia, perché la ripresa, che sicuramente è auspicabile, è possibile, è auspicabile, è possibile, è, voglio dire, dovuta, no? Ai nostri cittadini. Però la deve ripresa essere economica, pensavo il virus, la ripresa economica. Però è vero che la ripresa sarà tanto più possibile, tanto più forte, quanto più attenti saremo noi nei confronti di questo virus, perché il virus non sparisce, no? Allora attenzione a quelle che sono appunto le misure che spesso diciamo di protezione individuale, di distanziamento sociale. Sono misure a cui noi non siamo abituati. No? Perché abbiamo un modo di vita diverso magari da persone di altri paesi, però abbiamo imparato in questi 2 mesi quasi che sono misure che ci hanno permesso di affrontare l'epidemia in un modo tutto sommato sicuramente più efficiente di altre regioni. E quindi accanto proprio è in questa fase, ecco, vorrei sottolineare, no? Del passaggio come dire, dal resto a casa attorno al lavoro, torno a quella che è la mia attività, questo passaggio è forse il passaggio più delicato, perché siamo portati a dire ma sì, è finito tutto. No, non è così, dobbiamo passare alla normalità più forte possibile, però con attenzione da parte nostra, e più attenti siamo e più la normalità ritorna ad essere via via più forte e più efficace. Sì, ma io questo sono assolutamente convinto che sia proprio la strada giusta. Quello che cerco di dire a qualcuno è che, siccome mi sono accorto di episodi recentemente, no, di una certa, diciamo, particolare durezza, ecco, io dico, attenzione, abbiate un po' di pazienza, cioè nella gestione, magari se c'è un anziano che passa davanti o qualcuno che pensa a fare il furbo, non sa impiantare una rissa, cioè, ricordatevi che ci sono altri valori, magari, o se qualcuno vi risponde male con un atteggiamento minaccioso, siccome purtroppo stando in strada queste cose le sento, le vedo, dico dobbiamo anche cominciare piano piano a dire alle persone più intelligenti di utilizzare Granus Salis, cioè, insomma, come sempre ci mettiamo il buonsenso, che il buonsenso è una delle cose fondamentali, anche lì cercare di non esagerare in tutti i nostri perché proprio perché siamo convinti che bisogna farlo con grande rispetto eccetera, bisogna anche dare quella sensazione piano piano graduale di, ecco, allora anche la persona che magari ha più angoscia nell'uscire di casa, più preoccupata eccetera, dico sui mezzi per esempio, utilizzate i mezzi propri, cioè visto che vi stiamo dicendo che non siamo in grado economicamente e anche dal punto di vista sanitario, finché il sistema del droplet non verrà, si vedrà adesso in che modo, ma oggi è questo, per cui è inutile fare altri ragionamenti, oggi è così, negli autobus ci sono meno posti perché ovviamente abbiamo delle disposizioni sanitarie, ma lo diciamo anche, allora se devi andare in autobus ti devi calcolare che ci sono delle difficoltà, se puoi andare con un mezzo tuo proprio, l'hanno fatto anche il Ministero spagnolo, ha fatto vedere proprio, ha detto usa il mezzo tuo perché sei addirittura più protetto, se puoi, no? La bicicletta, per fortuna siamo anche incontro alla bella stagione,
tutti volevano fare sport, il giorno che si potrà andare proviamo ad andare anche col motorino, con la macchina. Ecco, noi stiamo organizzando anche parcheggi, abbiamo tolto le strisce blu, abbiamo sistemato, per il personale medico abbiamo dato posti 200 posti insieme a voi. Sì, questo vi ringrazio, abbiamo fatto fatto assieme, molto utile. Sì, ma l'abbiamo fatto assieme utile, perché chiedendoci a loro, chiaramente i medici prima, ma poi anche i vigili del fuoco, i carabinieri, perché poi in tutta questa questione c'è sempre quello che si approfitta. Ecco, certo. L'importante è non poi dobbiamo continuare, anche io penso che non siamo per niente fuori, usciamo fuori se continuiamo ad avere questa calma, l'abbiamo avuta in momenti che francamente vedevamo veramente buio, avevamo veramente paura, no? Poi ce l'abbiamo fatta, ci abbiamo creduto, continuiamo a credere di farcela, sapendo che piano piano adesso ecco, è un messaggio che dicevo ai cittadini. È un messaggio importante, sembra... sì, assolutamente importante, che condivido, perché appunto da sanitario, da tecnico, è importante per noi mantenere, se ricordate, quelle 2 ultime righe dei ricoverati, dei soggetti di terapia intensiva basse, no? E lo facciamo se ognuno di noi ha quel senso civico che è importante in queste situazioni, insomma, ecco. Il senso civico in alcune situazioni l'avevamo forse anche un po' perso, non so, nel passato, perché davamo tutto per scontato, magari adesso questa epidemia ci ha insegnato anche a risistemare un po' le priorità, no? Nella nostra vita, quindi tante cose sicuramente ci ha insegnato. Guardiamo con una visuale diversa. Ci ha insegnato. Non so, un altro dato che posso dare è questo, no? Ed è un dato, come dire, che riguarda la nostra provincia all'interno del Veneto. Allora, come casi positivi... Sì, è un diagramma, Paolo, se l'ho visto prima, è un diagramma, sì, ce l'hanno loro. Sì, abbiamo anche noi. Perché all'interno... facciamo arrivare la diapositiva. Sì. All'interno del Veneto, la nostra provincia, che posizione occupa, no? Per carità, non è una gara, chiaramente, no? Però ci dà l'idea anche di come si è sviluppato il virus nell'ambito appunto della regione. Ecco, qua ci sono sempre le solite linee, no? La nostra, Venezia, è quella tratteggiata in blu, quindi vedete che in alto la viola è Verona, poi abbiamo Padova, quella rossa, poi abbiamo Treviso e Vicenza, giallo e azzurro, che sono abbastanza vicini, sotto siamo noi, blu. Molto più in basso c'è Rovigo e Belluno, Belluno prima e Rovigo dopo, dove il virus ha, come dire, in numeri assoluti colpito un po' meno, per esempio se vedete Belluno. Se però andiamo alla diapositiva successiva, vediamo se la indovino, eccola qua, andiamo a vedere i casi per 10.000 abitanti, vedete che Belluno è molto alto, cioè ha un numero assoluto basso, però rapportato alla sua popolazione è molto alto. Resta sempre Verona con la percentuale più alta, 41 casi per 10.000 abitanti, poi abbiamo Padova, poi abbiamo Treviso e Vicenza e poi ci siamo noi con 24,5, mentre Rovigo è proprio bassa. Rovigo ha questa felice, direi così, situazione epidemiologica di una presenza molto bassa del virus. Ecco. Questo è un dato che, come dire, ci fa riflettere. Ma comunque, insomma, ecco, Venezia è, come possiamo dire, al penultimo posto di questa graduatoria di casi per 10.000 abitanti. Insomma, quindi vuol dire anche un lavoro fatto sul territorio di attenzione, no? Mediante i tamponi, mediante l'isolamento delle persone. È giusto quello che diceva prima il sindaco, no? Cioè, quando noi troviamo un caso positivo, cosa succede? Succede che facciamo questa analisi epidemiologica attorno alla persona e, come dire, individuiamo i contatti stretti che vanno messi, come dire, in isolamento, e quindi la sofferenza di stare a casa, no? E quindi l'aiuto che avete dato come comune, eccetera. Però, insomma, è stato importante questo perché ci ha permesso di limitare, per quanto possibile, vedete, la presenza appunto del virus nella nostra realtà. Ma poi anche la scelta, secondo me, che è stata presa dalla Regione Veneto di occuparsi molto delle persone anche a casa, perché noi facciamo l'assistenza di contorno, ma la parte medica poi è sempre stata in mano a voi, per cui tutto sommato questa scelta di lasciare le persone a casa non ha infettato di più. Secondo me ci sono delle scelte anche vincenti, ma lo vedremo, non so, non sono certo io a dirlo, io vado solo alla sensazione, però senz'altro il rapporto anche con tutte le strutture di base e così via, insomma, poi questo ascolto continuo, insomma, io vedo che c'è sempre disponibilità di ascolto, e questo anche, come diceva prima lei, direttore, questo racconto costante tutti i giorni con i sindaci, di tutti i sindaci, tutti i territori, tutti chiedevano, diventa un rapporto che tranquillizza e penso dia anche soddisfazione alle persone che si stanno dando da fare, pur sapendo la tragedia che abbiamo vissuto, insomma. Sì, l'ultimo pensiero lo diamo ai deceduti, che è un pensiero assolutamente doveroso,
dovuto. In provincia abbiamo avuto 103 deceduti, 153. E a Venezia 43. E questo ci dà anche l'idea del peso che ha avuto appunto nella comunità il virus. È un pensiero doveroso, ossequioso nei confronti appunto di queste persone che, dobbiamo dirlo, non sempre a causa del coronavirus, perché sono persone che magari avevano altre malattie, altre patologie, soggetti comunque fragili, ma comunque con la presenza del virus ci hanno appunto lasciato, e ci hanno lasciato in una situazione, come dire, che non gli ha consentito quella presenza al loro capezzale dei familiari, e anche quella presenza di accompagnamento verso appunto il cimitero dei loro familiari, insomma, ecco. Ma io penso che si potrà recuperare per quello che sarà possibile. Io ho pensato con voi, magari quando c'era l'occasione di studiare magari una qualche cerimonia, ma penso che poi lo faremo. Sì, sicuramente lo faremo, ma mi è sembrato opportuno anche dare questo tipo di messaggio e di attenzione alle persone appunto che ci hanno, come dire, lasciato, insomma, ecco, quindi è un altro dato importante. Direttore, una cosa che interessa molto, non so adesso, ma siccome so che state facendo bene questa cosa, è giusto tranquillizzare anche i lavoratori, quelli che torneranno a lavorare, che le aziende non stanno aprendo a casaccio, ma prima fanno delle autocertificazioni sotto la loro responsabilità penale, oltre che civile, ma dopo dichiarano di essere all'interno di quella filiera di servizi essenziali che abbiamo detto. Ma poi voi fate i controlli con lo Spisal, cioè mandate della gente a controllare, so che ci sono una serie di controlli, lo dico per tranquillizzare le persone, certo. Non è che noi facciamo finta di niente, cioè sappiamo quello che succede. Ho detto quelli della polizia locale che continuiamo a fare, non ho i numeri dei carabinieri, della Guardia di Finanza, di tutte le forze dell'ordine, per cui c'è molto controllo, perché quando dice, ecco qua, se lei magari su questo può fare... Sì, allora abbiamo subito attenzionato tutte le aziende del nostro territorio, ma non in senso, come dire, repressivo, ma in senso appunto collaborativo e di accompagnamento delle stesse in questo percorso, no? Cioè di messa in sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro. In questo periodo abbiamo, come dire, visitato 622 aziende, vedete, 271 a Venezia, 230 in quel di Milano, 72 a Chioggia, e ne abbiamo trovato anche chiaramente di chiuse, 49 di quelle che abbiamo visto, e sono aziende, 622, che nel loro totale occupano quasi 30.000 persone, insomma, no? E quindi direi un campione importante che chiaramente andrà via via sviluppandosi proprio con la ripresa, perché man mano che le attività riprendono torniamo e continuiamo a visitare le aziende proprio per, da una parte, tranquillizzare i lavoratori, no? Dall'altra per accompagnare le aziende in quelli che sono i percorsi di ottimizzazione che si possono fare appunto per lavorare in sicurezza. Devo dire che abbiamo trovato molta disponibilità e attenzione. Guardate le non inosservanze, cioè le cose, sono 227, voglio dire, no? Quindi in 227 situazioni abbiamo trovato praticamente tutto a posto. Abbiamo dato delle indicazioni di miglioramento in 334 situazioni, solo 12 c'erano le situazioni un po' più... Questo è anche un grande lavoro di efficientamento delle imprese, perché cambia il metodo di lavoro, cioè c'è molto anche più attenzione alla sicurezza, perché paradossalmente ti metti a farti delle cose, no? Uno che si prova la febbre all'entrata vuol dire che ti controlli tutti gli accessi in maniera molto metodica, anche la pulizia delle persone diventa, cioè quasi una boutique, una fabbrica, cioè sarà un salto qualitativo, parlo dal punto di vista industriale io. Sì. Cioè, e noi continueremo appunto a monitorare, insomma, no? È proprio un modo diverso, come diceva lei, signor Sindaco, di cambiare la nostra mentalità con cui ci poniamo nei confronti dell'altro alla fine, no? Perché poi alla fine torniamo al senso civico, no? E del singolo e dell'impresa, quindi è sicuramente un dato importante. Vedevo stamattina, lo dico perché magari qualcuno ha storto anche un po' il naso, ma negli ospedali noi facciamo entrare con molta attenzione le persone, quindi siamo i primi a misurare la febbre, a chiedere alle persone perché vengono in ospedale e se ci sono dei validi appunto motivi e come vengono in ospedale, no? E questo è un messaggio importante, cioè in ospedale è il luogo, come dire, se proprio non serve, se proprio non ci sono emergenze, è il luogo meno indicato
dove andare in questo momento, perché è il luogo dove appunto il virus circola, insomma, per un motivo o per questo l'altro. discorso lo riprenderemo quando parliamo di pronto soccorsi di allora, si ricorda, direttore? Esatto. Quanta gente passava la giornata al pronto soccorso, chissà che ci si ricordi anche di questo, perché insomma andiamoci solo se vale la pena, insomma anche i numeri di emergenza che noi continuiamo a dare in generale sono lì per l'emergenza, ma se uno non ha un'emergenza eviti di utilizzarlo, perché sta togliendo spazio ad altri che invece hanno veramente un'emergenza. È un fatto proprio di etica questa, non è questione se è gratis o se non è gratis. Prenditi le medicine che ti servono e te le porti a casa a borse perché sono gratis, cioè facciamo altro, insomma, adesso partiamo con uno spirito nuovo. È proprio così. Pensi che c'erano alcune persone che venivano in ospedale perché il bar era aperto, quindi è meglio evitarle queste cose, voglio dire, insomma, no? Perché per un caffè magari si rischia veramente di tornare a casa con qualcos'altro, ecco. Sì, ma soprattutto poi c'è quello che aspetta e magari c'ha il bambino col braccio rotto e diventava un problema. Cioè io mi ricordo delle scene e avevamo capito, e questa cosa adesso secondo me in futuro insomma, sarà da ricordare più spesso, insomma. Senz'altro. Per cui adesso ci sono appunto, quando si entra in ospedale si trovano anche delle file, voglio dire, quindi dei momenti, minuti di attesa prima di poter entrare in ospedale. Di questo non voglio scusarmi, voglio spiegarlo appunto ai cittadini, che sono misure che abbiamo messo proprio in campo in questa fase di passaggio, proprio per capire quanto sia importante venire in ospedale A se serve, B in maniera, come dire, protetta e C con validi motivi, insomma, ecco, questo è una cosa importante. Sembra giusto anche averlo detto, insomma. Se non avete motivo aspettate un attimo, insomma, Pian pianino riprenderemo anche tutta la nostra attività negli ospedali, la stiamo riprogrammando, la Regione del Veneto, il Presidente Zaia sta riprogrammando tutta l'attività ospedaliera, sia all'interno dei reparti, sia anche per quanto riguarda le visite specialistiche, in maniera che con maggio si possa pian pianino poter riprendere via via l'attività normale dei nostri ospedali. Ecco. Avete fatto direttore un lavoro straordinario. Intanto grazie di essere stato qua con noi. Penso che le persone abbiano veramente apprezzato il lavoro che avete fatto costantemente, poi anche senza nessuna enfasi continueremo a informarli così come è, affronteremo le cose per come sono. No, grazie poi, signor Sindaco, grazie. E grazie a Federico ancora, un saluto a Federico ci la carica che è proprio l'esempio del veneziano, voglio dire, cioè della persona che ha sopportato questo periodo a casa e ci ha supportato, perché questo è l'esempio delle donazioni numerose che abbiamo avuto. 23 euro della sua paghetta, messe da parte, perché li ha tirati fuori tutti, perché 23, se no uno faceva... È un segnale importante e approfitto anche, mi scusi, per ringraziare tutte quelle persone che hanno donato all'ospedale e materiali, e, insomma, c'è tanta, abbiamo visto, sentito attorno tanto calore e tanta solidarietà, quindi grazie. E grazie di questa occasione di incontro che mi ha dato. No, grazie a lei di essere venuto, direttore, so che il suo tempo è preziosissimo. No, vabbè, ma è giusto riconoscerlo, insomma, è che magari così riuscivamo semplicemente a far vedere anche le facce di chi dirige e coordina, perché coordinare non è una roba facile, perché poi ci sono giustamente tante professionalità e bisogna, perché abbiamo parlato di approvvigionamento, cioè, insomma, lei è un manager della sanità, un domani prenderemo lei e la porteremo in altri luoghi, mescoleremo le cose, un giorno le faccio parlare con i giocatori della squadra quando serve, così quando che ha paura delle cose, che dico, neanche te faccio parlare, però devo dire che i nostri non sono andati via nessuno, i nostri americani, in tante altre società d'Italia sono scappati anche da paura eccetera, i nostri sono stati tutti quanti qua, li abbiamo coccolati a casa, le famiglie, abbiamo fatto un lavoro diciamo come facciamo, quello che facciamo con tutti i cittadini, però la cosa bella è vedere personaggi stranieri che hanno le possibilità, non gente così, che sono stati qua e addirittura penso 2 giocatori siano ancora qua con la famiglia, qua si sentono più al sicuro qua che negli Stati Uniti, non è a dire poco, insomma è un bel segnale. Se dopo ascolterà, noi abbiamo fatto, non so se abbiamo adesso la lettera, quella della... abbiamo la lettera di ringraziamento da parte di Giovanni Leoni, non so se c'è dei medici chirurgici, ce l'ho qua, che mi dice la sua giunta e tutto il Comune di Venezia in questo periodo drammatico che dura ormai da parecchi mesi, dal novembre 2019, stanno dando una prova veramente particolare di grande passione ed efficienza nel servizio quotidiano che viene offerto ogni giorno alla città nel senso più esteso del termine. Il dottor Giovanni Leoni, lui è il presidente dell'Ordine Provinciale di Medici, Chirurgici e Odontoiatri, mi fa piacere, la ringrazio, trasferisco queste
questo senso all'ASA, tutta la nostra comunità, insomma, che poi siamo... E dicevo, abbiamo un video sul tricolore, così lo vogliamo insieme, che abbiamo fatto ieri sera, abbiamo acceso il tricolore, poi da tutto il mondo ci hanno scritto, ci hanno ringraziato e insomma dicono che siamo diventati un esempio di speranza per il mondo. Sarà il leitmotiv che vogliamo lanciare a settembre da Venezia per fare tutto l'inverno, arrivare in estate. Noi abbiamo bisogno anche poi di ovviamente ritornare con questo pubblico internazionale, però è stata abbiamo dei dati, devo dire, strepitosi sui social, cioè da tutto il mondo poi, e questa cosa, insomma, parliamo di proprio decine di migliaia di dati sui social, sulle televisioni. Abbiamo forse anche un servizio, cioè, facciamolo partire, ringraziamenti di tutto il mondo, come è stata vista sta cosa. Insomma, Venezia vuole semplicemente testimoniare che ci siamo, è tutto qua. Grazie allora di tutto. Grazie direttore, grazie a lei. Io penso che abbiamo un video sui sindaci, se non sbaglio, vediamo se mi sono perso la scaletta ancora come al solito, perché faccio di quelle cose io che solo riesco a tradurre, vediamo se ce l'ho, giuro che ce l'ho. Aspetta un attimo, ce l'avevo, grazie. Allora, abbiamo il video di Maria Rosa Pavanello, il sindaco di Milano, che insomma racconta come facciamo di solito, facciamo 2 o 3 sindaci. Oggi c'è Maria Rosa Pavanello, il sindaco di Milano, Claudio Grosso, sindaco di Quarto d'Altino, e Marina Vesnaveri, il sindaco di Spinea. Partirei dalla Maria Rosa Pavanello, che racconta come a Milano insomma sono mossi, come stanno facendo, e ancora la ringraziamo, la salutiamo. Da subito, appena iniziata questa emergenza, come amministrazione comunale abbiamo cercato di essere il più vicino possibile a tutti i nostri cittadini, in particolare ovviamente a quelli più bisognosi di sostegno. Già dai primi giorni, infatti, gli interventi sociali hanno esteso il servizio di assistenza e di consegna pasti a domicilio a quanti, con le varie chiusure che erano intervenute, si sono trovati in difficoltà. Sono stati privilegiati gli over 75 e le persone prive di una rete familiare. Con Confcommercio abbiamo lanciato un sistema integrato di consegne a domicilio, così i cittadini ricevono prodotti e gli esercenti possono lavorare. Sempre per le consegne ora stiamo sostenendo anche il progetto Vicino Amico. È stato un grande esempio di organizzazione e solidarietà quello della distribuzione delle mascherine. La nostra protezione civile ha fatto un lavoro enorme, ma anche tantissimi altri volontari hanno partecipato. Ci riempie d'orgoglio che anche tanti privati, tanti milanesi abbiano voluto fare la loro parte, e penso alle iniziative nate da molte società sportive, come le raccolte di fondi per sostenere le strutture sanitarie della nostra azienda ASL 3, tra cui l'ospedale di Dolo e Mirano. Motivi tecnici, chiudiamo prima. Allora niente, motivi tecnici, io mi scuso con Claudio e con Martina, portate pazienza, abbiamo qua una regia, siamo
presi dall'emergenza anche noi. Mandiamo il video lunedì, promesso che lunedì partiamo. Allora qui i saluti di Claudio e Martina, Claudio Grosso, sindaco di Quarto d'Altino, e Martina Vesnaver, perché non riusciamo a farlo nei tempi normali. Insomma. Io direi mandiamo la sigla adesso, cara regia, così liberiamo che il direttore, torniamo un po' a lavorare e poi vi ricordo l'appuntamento, giusto? Allora c'è il numero, mandiamo la chat, ti ho mandato già la sigla. Aspetta un attimo, mettici un attimo questa qua, ecco qua, il 366, il numero di WhatsApp, 366 930 95 92 per mandarvi i vostri disegni per i bambini, piuttosto che i video che fate a casa per farci vedere come passate il tempo. Qua abbiamo visto tutti i colori, roba bellissima. Uno ha fatto perfino una vogata, si è messo con gli elastici sul poggiolo, una roba bellissima, ha spopolato sui social sta roba qua. Abbiamo della gente straordinaria, anche perché così passiamo il tempo, visto che tanto. E dicevo, questo è il numero, se eventualmente anche per racconti, per poesie, per canzoni, come tanti hanno costruito canzoni, stiamo riprendendo un po' alla volta anche, e li stiamo sempre in... E poi faremo un diario di tutta questa roba, perché poi racconteremo quello che è successo e ce lo guardiamo quando saremo anziani, ci ricorderemo questi bei momenti, perché adesso non ci rendiamo conto, è un momento storico, c'è una roba del genere mai successa, c'è una roba impressionante. Oggi mi hanno detto, venerdì 17, mi ha detto, sai Luigi, che dicono che ci sia anche un meteorite puntato che sta arrivando sull'Italia. Ho detto, ma cavolo, il meteorite, ho detto, ma cosa che abbiamo fatto? Vabbè. Ascolta, allora io direi, ricordo che questa trasmissione va in replica alle 8 su Televenezia, alle 8 di sera alle ore 20, va in replica anche alle 23:30 e alle 8 di domani mattina. Il canale è il digitale terrestre il 71 oppure il 191 sul digitale terrestre, oppure avete su Facebook, trovate tutto, anche le registrazioni eccetera. Io vi ringrazio, domani c'è solo una trasmissione dove riprendiamo il meglio della settimana. Domenica noi pensiamo di saltarla, nel senso che pensiamo di cominciare con una temporizzazione, anche per spiegare che non tutti i giorni sono uguali, e poi riprendiamo con la diretta lunedì sempre alle 4, per cui lunedì alle 4 qui su questo canale, e speriamo di finire la trasmissione il prima possibile, perché vuol dire che abbiamo finito l'emergenza e il blocco delle persone. Finché la gente è bloccata a casa, io cerco di farvi compagnia, insomma, dire un po' di cose. Ovviamente non ha senso poi quando non c'è motivo, e finirà, e racconteremo invece in maniera più normale, insomma, le attività. Troveremo un modo comunque di comunicare con voi probabilmente diverso, più semplice per le persone che lavorano. Direttore, ancora grazie veramente di cuore di essere stato qua. Dell'invito. Grazie tante. Facciamo partire la sigla allora. Grazie, buona vita, buona salute a tutti. Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus.
Inviate le vostre domande a andratuttobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.